Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Catania, a San Cristoforo, arrestata una donna che ha ferito a coltellate la vicina di casa dopo continue sopraffazioni e prepotenze. Da qui te ne devi andare, le ha urlato. In carcere anche il marito mafioso del clan Cappello Caratetti. Pure lui da tempo minacciava la vittima perché lasciasse casa. 2 morti, padre e figlia nella strada killer, la Catania gela, 6 feriti, c'è anche un bambino, coinvolti 2 tir e 4 auto, scontro tra 3 vetture anche a Marsala, una giovane gravemente ferita. A Bagheria, una pallavolista di 20 anni morta in piscina durante una festa in una villa privata. Dopo che è caduta in acqua, nessuno ha fatto caso al suo malore. Disposta l'autopsia. Drammatico sbarco a Pozzallo, arrivano senza vita una piccola di 8 mesi e un bimbo di 10. Viaggiavano su 2 barchini con a bordo altri migranti soccorsi al largo della Tunisia. Primo weekend di esodo d'agosto anche sulle strade siciliane, giornata da bollino nero e fa sempre caldo, ma non con i picchi estremi delle scorse settimane. E intanto a Catania slittano ancora i lavori per la riapertura del Parco Gioeni, incertezza e silenzio sulla data di consegna, delusione per chi ad agosto resta in città. La provincia di Trapani apre in largo anticipo la stagione della vendemmia, atteso vino di qualità, malgrado siccità e qualche malattia alle viti. Sullo sfondo l'incertezza provocata dai dazi americani al 15% per un settore trainante della nostra economia. Musica, ad Agrigento grande folla al concerto di Nino D'Angelo, protagonista tra brani immemorabili e ricordi di un tour dedicato agli anni '80. Calcio, domattina allenamento del Catania a Norcia contro il Monte Spaccato, abbonamenti vicini a quota 10.000. Trapani e Siracusa attendono novità dal mercato. Dunque a San Cristoforo a Catania una donna di 34 anni è stata arrestata per aver accoltellato la vicina di casa al culmine di una lite. In carcere è finito anche il marito, un mafioso esponente del clan Cappello Caratetti. Pure lui minacciava la donna per farla andar via. Emanuela Corsi. Ti ammazzo, poi le coltellate. Una banale lite condominiale culmina con un accoltellamento nel cuore di Catania. Una storia di sopraffazione e prepotenze, dove è l'atteggiamento mafioso a prevalere. Teatro di questo episodio criminale, il quartiere di San Cristoforo. I protagonisti sono una donna di 34 anni e il marito 26enne appartenente al clan Cappello Caratetti. La vittima è invece una giovane donna catanese che la sera del 20 luglio scorso si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro in codice rosso, con diverse ferite da arma da taglio alla spalla sinistra, all'avambraccio destro e al collo. Ad accoltellarla è stata la vicina di casa, inchiodata da una telecamera di sorveglianza che ha ripreso la scena dell'aggressione. Prima le minacce di morte davanti alle figlie minori, poi colpi dall'alto verso il basso, in rapida successione. La 34enne è stata bloccata da alcuni dei presenti alla vista della copiosa perdita di sangue della donna, ma dopo qualche istante ha ripreso la propria azione violenta. Arrestata dalla polizia, dovrà rispondere di tentato omicidio aggravato dai futili motivi. Dall'inchiesta della procura è emerso che poco prima anche il marito aveva aggredito verbalmente la ragazza, minacciandola di gravi e allarmanti ritorsioni allo scopo di costringerla a trasferirsi altrove. Minacce amplificate dal vanto di appartenere ad un gruppo mafioso e dall'affermata disponibilità di armi. Anche l'uomo è stato arrestato per violenza privata aggravata da futili motivi e dal metodo mafioso.
Violenze, prepotenze e sopraffazioni veramente inammissibili. Sempre a Catania, spari nella notte, 40 colpi rivolti verso un negozio di via Ammiraglio Caracciolo. Solo danni e nessun ferito. Fortunatamente, ovviamente, l'attività commerciale era chiusa in quel momento. I carabinieri cercano di individuare se esiste un collegamento con un altro episodio simile, avvenuto venerdì scorso in una gioielleria, questa volta in viale Mario Rapisardi. Passiamo ad altro: 2 morti, 13 feriti in 2 incidenti stradali differenti, uno a Caltagirone, l'altro a Marsala. A perdere la vita un uomo di 71 anni e la figlia trentenne. Orazio Longo. Questa è la strada killer, la statale 417, la Catania-Gela. Negli anni teatro di incidenti gravi, gravissimi, mortali. L'ultimo è quello che ha visto coinvolti all'altezza di Caltagirone 2 auto articolati e 4 vetture. A morire sono stati Giuseppe Ruscica, di 71 anni, e la figlia Martina, di 33. La madre, 67enne, è stata trasportata in elisoccorso al San Marco di Catania, dove si trova in prognosi riservata. 6 i feriti, tra cui un 39enne di Gela che è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Canizzaro di Catania, dove è arrivato in codice rosso con un politrauma, ricoverato in ortopedia al Trauma Center con una frattura a un piede, trauma cranico e diverse contusioni. La moglie e il figlio di 10 anni si trovano all'ospedale Gravina di Caltagirone. Il bimbo ha una prognosi di 30 giorni. Tutta da ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, i carabinieri e la polizia municipale di Caltagirone. La magistratura ha aperto un fascicolo di indagine, ma rimane la preoccupazione di una comunità che chiede interventi di messa in sicurezza dell'arteria, troppe volte scenario di morte. A Marsala, lotta tra la vita e la morte, un giovane coinvolto in uno scontro tra 3 auto. In 7 sono rimasti feriti. Secondo una prima ricostruzione, le 2 auto che viaggiavano ad alta velocità in direzione del centro cittadino si sarebbero scontrate con una terza vettura sulla quale c'erano alcune ragazze che stavano tornando a casa. La zona non era illuminata, l'impatto sarebbe stato violentissimo. Avviati gli accertamenti, i conducenti sono stati sottoposti all'alcol test. Tragedia a Bagheria, nel Palermitano. Una studentessa ventenne è stata trovata morta sul fondo di una piscina durante una festa privata. Indagano i carabinieri. Ancora Orazio Longo. Sarà l'autopsia a dire come è morta Simona Cina, la ventenne di Capaci, nel Palermitano, trovata senza vita sul fondo di una piscina in una villa privata a Bagheria, dove a quanto pare si stava celebrando una festa per una laurea. Secondo una prima ipotesi, la giovane sarebbe finita in acqua e non sarebbe riuscita a mettersi in salvo. Soltanto dopo gli amici si sarebbero accorti di quanto successo. Quando è stata rinvenuta era già priva di vita. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso e i carabinieri che indagano. Disposto il sequestro della salma, che è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico. Al momento nessuna pista è esclusa tra le possibilità al vaglio degli inquirenti che stanno ascoltando i presenti alla festa. L'ultimo posto a luna di notte mentre si diverte a riprendere un amico che balla, poi il buio. Simona Cinà era una studentessa di scienze motorie e giocatrice di pallavolo, una ragazza solare, la ricordano alcuni amici distrutti dal dolore, tra cui il presidente della Capacenze Volley, la squadra dove la giovane Simona aveva giocato fino all'anno scorso prima di partire per l'anno di Erasmus. Per lei la pallavolo era tutto, racconta Paolo Di Maggio. Ha insegnato anche a tanti bambini, una grande perdita. Drammatico sbarco a Pozzallo, arrivano senza vita una bimba di 8 mesi e un piccoletto di 10 mesi. Viaggiavano su 2 barchini con a bordo altri migranti soccorsi al largo della Tunisia. Ci racconta questo dramma Veronica Barbarino. Sono arrivati al porto di Pozzallo avvolti in 2 lenzuola bianche i corpi di una bimba di 8 mesi e di un bimbo di 10. Doveva essere un viaggio verso un futuro migliore, sognato come via di salvezza, ma si è concluso in tragedia. Con loro in mare una 90 di migranti su 2 diversi barchini. Soccorsi non distante dalle coste tunisine da una nave portarinfuse battente bandiera delle isole Marshall, il gigante del mare li ha trasportati fino alla rada del porto di Pozzallo. La motovedetta della Guardia Costiera poi li ha sbarcati in banchina. Provengono quasi tutti dai paesi del Centro Africa, come i 2 neonati morti, probabilmente per annegamento, e un terzo bambino in condizioni critiche ma salvato dopo aver vomitato l'acqua ingerita prima dell'arrivo a terra. Ma le condizioni di tutti non sono buone. Una donna è stata trasferita in elicottero insieme al marito. Altre 2 in gravidanza e 2 bimbi molto piccoli sono stati ospedalizzati a Modica.
Il dramma vissuto si vede su tutti i corpi dei sopravvissuti: ustioni da idrocarburi, gastropatie, mal di mare, traumi e scabbia. Condizioni drammatiche di sbarco, dove l'hotspot di Pozzallo diventa rifugio e simbolo di speranza. Voltiamo pagina, primo weekend di esodo d'agosto, giornata da bollino nero sulle strade anche siciliane, fa caldo ma non con i fenomeni estremi delle scorse settimane. Francesco Triolo. È la prima vera giornata da bollino nero. Il 2 agosto coincide con il weekend più difficile per il traffico sulle strade italiane e siciliane per l'esodo estivo. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, in questo weekend si attendono 13.150.000 spostamenti di autoveicoli. Le strade più critiche sono quelle caratterizzate dagli spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura. Domani invece è previsto bollino rosso. Dalle 8 alle 22 di oggi e dalle 7 alle 22 di domani è previsto il divieto di transito per i veicoli pesanti. ANAS e Consorzio Autostrade Siciliane hanno sospeso i cantieri più invasivi sulle rispettive tratte, l'intensificazione della circolazione attesa sulla 18 Messina-Catania e sulle autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazzara del Vallo. Previsti controlli potenziati dalla polizia stradale, attenzione a pressione degli pneumatici, l'efficienza delle luci, i livelli di olio e acqua. Sullo stretto si registrano code, ma con tempi di attesa ancora sostenibili sulla sponda calabrese. Per arrivare in Sicilia, il controesodo invece scatterà dal 16 agosto. Sole e caldo, ma non troppo, accompagnerà il viaggio di chi arriva nell'isola, previste temperature nella media stagionale tra i 30 e i 33 gradi e giornate senza nuvole. Non ci saranno insomma quei fenomeni da caldo estremo delle scorse settimane. A Catania slittano ancora i lavori per la riapertura del Parco Gioeni. Una approssimativa scritta con un pennarello indica il 30 settembre, ma sull'effettiva data di consegna prevalgono incertezza e silenzio. E poi la delusione naturalmente dei catanesi che rimangono in città ad agosto. Tonino De Mana. La consegna dei lavori era prevista il 18 luglio 2025 ed era in bella mostra nel cartello posto all'ingresso, ed invece il Parco Gioeni, uno dei pochi polmoni verdi di Catania, verrà consegnato il 30 settembre 2025, se va bene, come si evince da un'approssimativa scritta applicata con pennarello nero. Un ritardo nella consegna di oltre 70 giorni che alimenta polemiche ed incertezza. Sono decine, anzi centinaia, le segnalazioni che giornalmente mi arrivano al municipio. Come rappresentante, come presidente di questo municipio devo dare una risposta ai catanesi che usufruivano di questa bella area verde e non ho contezza, non gli so dire quando. Un anno senza il Parco Gioeni, un po' troppo. Un anno che rimane chiuso, questo grande polmone verde poteva essere un'alternativa alla Villa Bellini, visto gli interessamenti che ci sono per i concerti estivi, poteva essere un'area di svago per tanti cittadini che ne fanno richiesta. E abbiamo saputo che per colpa di alcuni materiali che hanno ritardato nella consegna è slittato al 30 settembre l'apertura. L'unico cancello aperto è quello secondario, ma solo per agevolare l'accesso di mezzi ed operai impegnati in opere idrauliche. La provincia di Trapani apre in largo anticipo la stagione delle vendemmie, atteso vino di qualità, malgrado siccità e malattia delle vite, alcune malattie delle vite. Sullo sfondo l'incertezza provocata dai dazi americani al 15%, che investono un settore trainante per la nostra regione, quello del vino appunto. Laura Spanò. Il cambiamento climatico e l'estate più calda hanno anticipato la vendemmia in Italia, in particolare è già iniziata la raccolta dell'uva in Sicilia e nel Trapanese soprattutto. Sotto il profilo quantitativo si parla di un ritorno alla normalità, anche se il bilancio finale si farà tradizionalmente a San Martino. Le impressioni iniziali sono di un'annata che porterà uva in qualità e quantità, anche se saranno le evoluzioni climatiche delle prossime settimane, come sottolinea Coldiretti, a confermare o meno le previsioni. Siccità e maltempo hanno condizionato in alcuni territori le rese, ma senza pregiudicare la qualità, mentre i problemi legati alle malattie come la peronospora e lo iodio sono risultati inferiori rispetto alle preoccupazioni iniziali. L'inizio della vendemmia cade anche in un momento delicato per il settore, con i dazi USA che vanno a colpire il principale mercato di riferimento in valore per le cantine italiane e siciliane. Prima su tutti l'incertezza generata dall'accordo USA-UE per
dei dazi al 15%, un quadro in cui però il vino italiano continua a rappresentare un'eccellenza assoluta. Secondo Coldiretti il comparto va oltre i 14 miliardi di euro, sono 241.000 oggi le imprese coinvolte su 675.000 ettari coltivati a vite. Veneto, Sicilia e Puglia guidano la classifica delle regioni più produttive. A Mazzarino l'illegalità non risparmia nemmeno le tombe nel cimitero comunale. Rimozioni delle salme dai loculi senza autorizzazione, gli stessi spazi per le sepolture assegnati 2 volte, resti umani misti a rifiuti nell'ossario. E il sindaco ha segnalato questo scandalo alla procura. La magistratura indaga. Ascoltiamo Gerry Calà. A Mazzarino, lo storico cimitero comunale è finito al centro di un'inchiesta giudiziaria. Il sindaco Domenico Faraci ha presentato un esposto alla procura dopo aver rilevato numerose irregolarità nella gestione delle sepolture. C'è stata una situazione complessa nel passato, una gestione piuttosto alla leggera, portata avanti così, e che noi stiamo cercando di invertire la tendenza per cercare di mettere ordine. Le prime segnalazioni sono arrivate da alcuni cittadini. In alcuni casi lapidi provvisorie coprivano loculi con nomi diversi da quelli originali. I controlli hanno evidenziato estumulazioni effettuate senza preavviso e in assenza di atti ufficiali. Dai registri emerge una discrepanza evidente tra il numero delle estumulazioni e gli incassi registrati nelle casse comunali. Le operazioni, nella maggior parte dei casi, non risultavano né autorizzate né pagate. Il sindaco, in carica da pochi mesi, ha così rimosso alcuni dipendenti dell'ufficio cimiteriale e ha avviato una segnalazione formale all'autorità giudiziaria. Ho cercato di dare un nuovo ordine, un nuovo assetto amministrativo, abbiamo fatto delle rotazioni e oggi voglio dire c'è una situazione che è anche più sotto controllo. Nel cimitero sono visibili decine di loculi manomessi con lo stesso metodo, scavi ai lati per non danneggiare le lapidi. In un viale è stato scoperto addirittura un piccolo escavatore nascosto. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni loculi liberati sarebbero stati riassegnati senza alcun passaggio dagli uffici competenti. L'inchiesta coinvolge anche l'ossario comunale, dove dovrebbero essere conservati i resti estumulati. Quello che si trova al suo interno è invece una discarica con condizioni igieniche al limite. Questo è l'interno dell'ossario comunale, del cimitero comunale. Qui dovrebbero essere depositate le cassettine dei resti di chi viene estumulato, ma questo non è un ossario, è una discarica, come potete vedere c'è di tutto qua dentro, resti umani, cassettine, ma anche rifiuti. Secondo gli accertamenti preliminari esisterebbe dunque un sistema che avrebbe aggirato le procedure ufficiali, causando un danno economico al comune e un danno morale ai cittadini. Adesso sarà la magistratura a fare piena luce su quanto accaduto. Il servizio che abbiamo visto naturalmente era realizzato dal collega Gerry Italia. Adesso passiamo ad altro. I giovani siciliani sono arrivati a Roma con il loro carico di entusiasmo per partecipare, li vedete, al Giubileo. Sono in 2000, prima tappa alla Basilica di San Giovanni Bosco a Cinecittà, dove il presidente della conferenza episcopale siciliana e vescovo di Acireale Raspanti ha celebrato la messa per loro. Dall'amore per Cristo, ha detto, nascono tutte le scelte quotidiane, nel lavoro, nella famiglia, nelle relazioni. All'incontro, carico di emozione, in attesa della grande veglia di preghiera con Papa Leone e la solenne messa di domattina con il pontefice, ha partecipato anche l'arcivescovo di Catania, Monsignor Renna. A Ispica, nel convento di Santa Maria di Gesù, fede, lavoro e solidarietà si intrecciano in un progetto di accoglienza che si rivolge alle persone in difficoltà, offrendo loro un'opportunità di reinserimento sociale e lavorativo. È un'iniziativa che vive grazie a un mercatino solidale a offerta libera. Lo scopriamo con Veronica Barbarino. Tra agrumi, ulivi, carrubi, galline e pure un asinello, sulla zona più alta di Ispica, affacciato sul mare, c'è un convento francescano che ha dato vita a un progetto che unisce lavoro, fede e solidarietà. È il convento di Santa Maria del Gesù, gestito dalla comunità francescana, che ha trasformato il proprio spazio in un progetto di accoglienza e inclusione sociale.
abbiamo aperto il nostro convento ai bisognosi. Attualmente abbiamo una famiglia di 3 bambini con la mamma e il papà. La mamma è di nuovo in attesa, già da 3 anni che li curiamo, che li seguiamo, e da 1 anno che abitano qui da noi. Abbiamo trovato il lavoro per il papà e ora finalmente siamo riusciti, grazie a Dio, a potergli comprare una casa con il suo lavoro, ovviamente. Migranti, richiedenti asilo, persone in difficoltà vengono accompagnate nel reinserimento sociale e lavorativo, offrendo loro una nuova possibilità. E per sostenere le attività di accoglienza, i frati hanno avviato un mercatino interno a offerta libera. Marmellate, olio, liquori, saponi naturali, tutti i prodotti realizzati con quanto la loro terra offre, coltivata e trasformata grazie all'aiuto di volontari. C'è un cartello dove c'è scritto quello che passa il convento, perché noi non abbiamo e non chiediamo fondi statali, ma solo quello che abbiamo e quello che la gente, Ispica è molto generosa, ci fa arrivare. Ogni acquisto è un gesto concreto di sostegno, perché la solidarietà si coltiva ogni giorno insieme. C'è un aggiornamento che arriva dall'avvocato Gabriele Zambrone, che è il legale della famiglia di Simona Cinà, la pallavolista di cui abbiamo parlato poco fa, trovata purtroppo morta nella piscina di una villa a Bagheria la scorsa notte. Il legale ha detto che sono tanti i punti da chiarire in questa tragedia e ha chiesto un'autopsia urgente e ha aggiunto: ci sono troppe cose che non tornano, nessuno per molto tempo si è accorto che Simona era in acqua morta, poi la ragazza aveva la faccia in su. Se fosse caduta in acqua non l'avrebbero trovata in quella posizione. Così il legale della famiglia della pallavolista così tragicamente morta. Adesso musica. Tappa agrigentina per Nino D'Angelo e il suo tour dedicato agli anni '80. A Live Arena una serata tra musica, ricordi e grande partecipazione di pubblico. Davide Sardo. Un tuffo negli anni '80, un bagno di folla e una valanga di emozioni. Il Live Arena di Agrigento ha ballato e cantato con il leggendario Nino D'Angelo in tour con i miei meravigliosi anni '80, estate 2025. Un viaggio musicale che ha fatto vibrare il cuore di intere generazioni. D'Angelo ha portato sul palco i suoi successi intramontabili, da Napoli, l'inno d'amore per la sua città, a Maledetto Treno. Maledetto treno, nemico del cappello, si una fusiva ma tra cori, luci e nostalgia, Agrigento ha applaudito non solo un cantante ma un'icona. Il tour si concluderà il 12 settembre nella sua Napoli in Piazza del Plebiscito, ma ieri sera il cuore del Sud ha battuto più forte. Adesso la nostra pausa, tra poco per il calcio. Ottima la campagna abbonamenti del Catania che sfiora quota 10.000. E poi le ultime del calciomercato delle siciliane di Serie C. State con noi, vi aspetto. Calcio domattina, allenamento del Catania a Norcia contro il Monte Spaccato. Abbonamenti vicini a quota 10.000. Trapani e Siracusa attendono novità dal mercato. Sergio Colosi. Con l'amichevole contro il Monte Spaccato, formazione laziale di Serie D, il Catania completa il ritiro di Norcia e prepara il ritorno in città. Gli acquisti di Martic e Corbari, che assicurano esperienze e nuove soluzioni a Toscano, hanno avuto un effetto positivo sugli abbonamenti, che a breve raggiungeranno quota 10.000 in attesa di ulteriori impennate. Si lavora ad un amichevole per il prossimo 10 agosto, che coincida con il giorno della presentazione della squadra. Il mercato rossazzurro rimane sempre molto attivo
Attesi altri colpi di qualità, soprattutto a centrocampo e in attacco. In uscita tante trattative, valigie pronte per Peralta, De Rosa e Marsura, è solo questione di giorni. Riposo per il Trapani dopo il ritiro di Troina, ma non per i dirigenti granata, che con l'arrivo di un difensore e un trequartista completeranno l'organico. Sono circolati i nomi di Michele Camporese, un esordio in A con la Fiorentina e quasi 300 presenze tra B e C, e di Michele D'Ausilio, protagonista della promozione ad Avellino, ma si lavora sotto traccia ad altre soluzioni. Da lunedì ritiro a Canicattini per il Siracusa, che insieme a Damian ha abbracciato 2 giovani del Pisa, classe 2006, il mediano Jacopo Frosali e il difensore lituano Motius Sapola. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per altre notizie alle 20, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.